Mister Mereu, oggi solo un punto contro un ottimo San Luri, insomma, siete passati in svantaggio, avete pareggiato, però insomma, la rimonta questa volta completa non è riuscita. Sì, è una partita molto strana, non l'abbiamo sicuramente giocata al meglio di quelle che possono essere le nostre possibilità. Eravamo un po' lenti e ci siamo adattati subito a un ritmo di partita molto lenta che in maniera intelligente loro cercavano, anche nel recupero dei palloni c'erano delle pause che chiaramente non consentivano la continuità di gioco. Poi siamo andati in svantaggio regalando un gol, proprio un infortunio voglio dire, e quindi è chiaro che è una gara che si è messa in salita, è una gara difficilissima, corretta poi bene al primo tempo, quindi siamo riusciti ad andare all'intervallo 1-1. Al secondo abbiamo cercato comunque anche attraverso dei cambi di essere un attimino più rapidi, di guadagnare più profondità, di avere più accelerazioni. Qualche opportunità per fare il 2-1 l'abbiamo avuto, però obiettivamente non c'è stata mai una continuità di gioco tale da mettere in seria difficoltà la difesa avversaria. Siamo andati a sprazzi e a un ritmo sicuramente troppo lento per quello che chiaramente devi fare quando vuoi vincere una partita. Graziano Mannu, tecnico del San Luri, un'ottima partita da parte vostra, un pareggio penso meritato alla fine. Sono d'accordo con voi, i ragazzi hanno disputato una grande partita, portiamo a casa un punto più che meritato. Forse nell'arco dei 90-95 minuti disputati le occasioni più limpide poi anche per vincere la partita le abbiamo avute noi. Certo, poi abbiamo sofferto gli ultimi 5 minuti la pressione della Nuorese, che sicuramente è una squadra costruita per vincere il campionato, però tolta la pressione degli ultimi 5 minuti mi pare che la squadra nostra non abbia sofferto più di tanto e le parate più importanti credo che le abbia fatte Delipedi e non Flores.